I migliori auguri per passare in serenità questa fine del 2021 e iniziare il 2022 in modo più positivo. Raccomando a tutti di non esagerare con le bevande alcoliche, soprattutto durante le feste, perché inevitabilmente poi quando ci si mette alla guida delle auto l'attenzione viene ridotta e quindi aumenta il numero di incidenti. Se il bilancio degli accessi al pronto soccorso del San Bortolo nel weekend di Natale ha registrato un numero mediamente in linea con gli scorsi anni, quest'anno l'ospedale di Vicenza ha visto però aumentare di un terzo i pazienti non Covid. 150 soggetti fragili, anziani in più che in termini di attenzione e tempo hanno gravato molto sul lavoro di medici e infermieri, personale sanitario pesantemente già gravato dall'aumentare dei positivi al coronavirus nelle forme più gravi. I non vaccinati sono circa l'80%. Lei pensi che in questo momento nel nostro reparto di rianimazione conta 19 pazienti ad oggi. Di questi 2 sono vaccinati, fragili, 17 sono soggetti non vaccinati tra i 50 e i 60 anni. Ecco quindi l'invito dal pronto soccorso di Vicenza ad adottare comportamenti responsabili per la notte di San Silvestro. E soprattutto l'ultimo dell'anno cercare di evitare di esporsi a pericoli con l'uso di petardi o comunque di esplosivi che possono comportare dei rischi assurdi, inutili all'incolumità delle persone, per le quali poi si è costretti anche a venire in pronto soccorso già in una fase in cui l'ospedale è pressato dall'emergenza del coronavirus e quindi sarebbero delle difficoltà evitabili che vanno a sommarsi a delle difficoltà che già ci sono.